Carissime amiche e carissimi amici di Niceto TV Web, il Museo del Calcio Cileno di Nodonia ha un ospite veramente illustre, un attore molto famoso che ha vissuto la sua adolescenza a San Pierniceto. Per me l'ho considerato sempre un San Proto, come dice pure lui. Però ieri c'è stata l'ufficialità dell'amministrazione comunale di San Pierniceto che ha conferito cittadinanza onoraria. Una cittadinanza molto meritata, anzi strameritata, e parliamo di Domenico Centamore. Ormai lo conoscono tutti, ha fatto moltissimi film e quello che ha apprezzato Domenico, che è rimasto sempre umile, è rimasto il ragazzo che ha vissuto per 13 anni a San Pierniceto la sua adolescenza. Domenico, ormai sappiamo un po' tutto di te, di cose, però ora vogliamo parlare della tua esperienza calcistica. Ci troviamo al Museo del Calcio di Nodonia e parliamo... il mitico Donia, io lo chiamo Donia il gladiatore, perché è veramente un gladiatore e lo ha dimostrato facendo questo museo. Perché solo chi ama il calcio può capire quello che ha fatto il mitico Donia, perché veramente è una memoria storica e vivente, perché ci sono le magliette, insomma è meraviglioso questo. E io ho una memoria di lui sia calcistica, quando giocava a calcio, io ero ragazzino giustamente, e anche da tifoso. E lo dimostro ora per quello che ha creato qua, veramente entrare in questo museo è un'emozione grande, un'emozione veramente, e poi rivedere tutte le foto e rivedere tutti i fratelli Maio, insomma tutti quelli che mi ricordo io, i Camuglia, Lino Grimaldi, insomma ora sul momento ricordarmi tutti, io come dico sempre Sciottolino, il Messi di San Pierniceto, sì, perché lui era un grande, Petronuccio l'allenatore, Giambattista, insomma ma mi era no, ieri sera era, ecco, infatti chiedo, ieri sera era talmente forte l'emozione che ho dimenticato lui, però sono venuto qua, però sono venuto qua e sono venuto proprio per infatti ripeto, lo dovete battezzare Donia il gladiatore, perché io me lo ricordo, era un gladiatore, siete d'accordo? Perché era veramente il giocatore quelli che danno l'anima, il Gattuso, ecco, chiamiamolo così. Ma ora parliamo di Domenico Centamore, calciatore. Tuo figlio non ci crede che giocava. Domenico calciatore, siamo che insomma non ho avuto una grande carriera, però insomma ero carino. Diciamo che i miei fratelli Pippo e Rocco hanno avuto una bella carriera, erano grandi calciatori. Io un po' meno, però poi meno male che ho conosciuto l'arte, ho conosciuto insomma un'altra strada che mi ha portato, devo dire, tra virgolette, un buon successo, insomma, e sono contento di aver fatto quella. Che ruolo giocavi? Io giocavo mediano. Io racconto sempre che mi ha fatto esordire Giambattista e mi ha fatto esordire nel campo che ora non c'è più, quello di Spadafora. Sì. Ed io ero piccolissimo e non ero neanche allievo. E lui mi fece entrare e mi ricordo che in quella partita ero tipo come mio nipote Vinicio, ecco, Mingerlino, così. E quando entrai dalla tribuna mi facevano: se segni un gol ti davo 10.000 lire, 10.000 lire. Non sono riuscito a segnare il gol, però ho fatto successo perché ero un piccolissimo rispetto, loro erano allievi e Giambattista ha avuto questo coraggio di fare esordire Domenico Centamore nel calcio, che insomma ha avuto carriera breve, ecco, diciamo. E poi altre squadre? Sono andato a Scordia, devo dire che poi a Scordia ho esordito sono arrivato in prima categoria. Prima categoria ho fatto 3 anni di prima categoria da titolare a Scordia, insomma era un calcio bello, non è. Questa è stata la mia carriera calcistica. Però è iniziata a San Pierniceto. Sì. Dove a San Pierniceto no, ho fatto solo le giovanili. L'allenatore era stato Giambattista e ora un altro che non mi sto. Ieri sera ci siamo incontrati. Careffa. Con Careffa proprio sono andato la prima volta, dice io voglio giocare a pallone, eravamo credo io e Piero Delia, se non ricordo male. Sì, vogliamo giocare a calcio e lui ci fece, diciamo, il provino così e ci prese. Quella è a San Pierniceto. Ricordiamo come hai fatto nascere un portiere. Quello Antonio Spadaro. Dobbiamo ricordarlo, noi già lo sappiamo. Certo, Antonio Spadaro l'ho allenato io. Stavamo al Serro insieme, tu secondo me puoi fare un portiere. Dice ma sicuro, sì. E lo allenavo e poi è diventato portiere. Antonio. E per porta c'era un muro, se non sbaglio. Sì, c'era il muro. C'era disegnata apposta. Sì, c'era disegnata apposta, vabbè, ma quelle erano. Ora oggi ci sono passato, gli ho fatto vedere a mio figlio Giovanni, ho detto, visto questo qua era la nostra porta. Noi disegnavamo questa porta qua. Ma erano tempi memorabili dove
quello che facevi, il calcio, tutto quello che facevi lo facevi con passione e con amore. Spero che questa cosa riusciamo a trasmetterla ai giovani, perché insomma non è difficile facile. ormai. Non è facile. Ormai- Io nel mio piccolo con mio figlio ci sto provando a trasmettere questi valori, queste cose qua. Lui lo sa, gli ho raccontato sempre di San Pierniceto, di quando io gli racconto che uscivo a Perrera, onde c'è la chiesa, che ora non c'è più la chiesa. No, c'è la Perrera, È c'è. privata, sì. Però è privata, Sì, là, sì, insomma. sì. Allora non era privata. C'era Pasogale. E io gli racconto che praticamente andavo al catechismo là, uscivo da là ed era bellissima sta cosa, la natura. Mi dittava che là c'era un campo di faviane. Ne dittavamo da e ne mangiavamo i faviane a scippalla, a mangiarla. Cioè, che ora è inconcepibile, ora per i giovani di oggi è una cosa. Ma cos'hanno che vuole dire? No, è quella è. Ora dice, vero, ora io faccio l'attore, arrivo là, mi servono, quando sono sul set mi mettono l'ombrello, devo stare attento per il sole, ma io vengo però di là, quindi mai dimenticare da dove vieni e dove arrivi. È giusto dove arrivi, ma non lo devi dimenticare mai. Le tue radici, le tue cose, uno deve avere sempre memoria da dove parti e dove arrivi. E noi ti È una cosa ringraziamo perché tu porti sempre nel cuore San Pierniceto, che ti è rimasto nel cuore. Giocando sì, no. il Ma gioco infatti, di ora- parole ora- e siamo orgogliosi. Per noi sei stato sempre San Proto. Ora infatti io posso dire ufficialmente, ora sul mio San Però. Anche perché più che San Pietrese, a me piace San Però. San Proto. Nino, un'altra ospite veramente, questo qua ci riempie di gioia immensa. Inaspettato, perché non pensavo. Però- Inaspettato, sì, è una cosa bella. Però Donia però da ora in poi si chiama Donia il gladiatore. Hai battezzato giusto il nome. Io sono Nino Baronello. Nino Baronello, sì. Sapere sono Nino Baronello. ringraziamo per la gentilezza e disponibilità Domenico Centamore. Nonostante il successo è sempre un grandissimo amico, una persona dal cuore d'oro. Grazie Ciao, Domenico, grazie a tutti, ciao, grazie ciao. Nino e Ciao, grazie agli ciao. amici. A voi che fine, magista. Lodrino c'è. Anche se in ritardo arriverà tutto.